Buongiorno da Sicilia, 24 i titoli del telegiornale. La studentessa coltellata in strada a Messina, fermato ieri un collega universitario rintracciato a Noto, attesa oggi la convalida del fermo, gli investigatori da 2 anni a tensioni moleste. La paura di Sara confidata alle amiche, il centro antiviolenza, bisogna chiedere aiuto. L'interrogatorio dei fratelli Failla, accusati di avere picchiato a morte un uomo per una lite in strada a Partinico. I due si difendono: non volevamo che accadesse quello che è successo, una tragedia inaccettabile, ci porteremo dietro il rimorso per tutta la vita. Alla Procura di Trapani l'inchiesta sui referti istologici che ha provocato lo scandalo all'ASP. I tempi della giustizia potrebbero essere tali per la condizione di salute delle persone offese. La Regione dichiara lo stato di emergenza per la chiusura della strada di accesso a Taormina. Accolta la richiesta del sindaco De Luca. Il calcio, il Catania rinfrancato dalla serie positiva si prepara ad affrontare la capolista. Domenica al Massimino arriva l'Avellino. Ben trovati. Il caso del femminicidio di Sara è stato fermato ieri. Il presunto autore del gesto nei confronti della giovane studentessa Sara Campanella, 22 anni, uccisa a Messina. Il 27enne è un collega della ragazza, è stato rintracciato nella notte in una casa del suo paese a Noto. Alcuni dettagli sono stati forniti in conferenza stampa. Francesco Triolo. Da 2 anni aveva un'attenzione, un interesse morboso verso Sara, non ricambiato, però approcci, proposte accolte con sempre maggiore fastidio da Sara, che spesso aveva confidato alle sue amiche il disagio, sino a lunedì pomeriggio, il giorno della lite sul Viale Gazzi, e quelle 2 coltellate al collo e alla scapola che non hanno lasciato scampo alla studentessa di 22 anni di Missil Mary. Lei, secondo le testimonianze raccolte, avrebbe urlato più volte «basta, lasciami, basta». Indagini serrate e testimonianze hanno portato in poche ore al fermo di Stefano Argentino, 27 anni, collega di corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico all'Università di Messina, rintracciato nella sua abitazione a Noto. Non risulta appunto che la povera ragazza avesse mai presentato denuncia in passato, nonostante queste attenzioni definite genericamente morbose da parte degli amici si protraessero da 2 anni. Ulteriori elementi potrebbero arrivare adesso dall'analisi dei telefonini. Dovremo fare tutte le analisi dei dispositivi, insomma di tutto ciò che ovviamente comprendete fa parte dell'attività investigativa, quindi non sono in grado di darvi notizie in questo momento. Come è stato detto prima in conferenza stampa, non c'è stata alcuna denuncia nel tempo da parte della ragazza. Si cerca invece ancora l'arma del delitto. L'arma del delitto deve essere ancora evidentemente oggetto di ulteriori investigazioni ai fini del suo reperimento. Il dolore di una famiglia, degli amici, dei colleghi, di una comunità accademica che si ritrova a piangere una studentessa della facoltà di medicina. Francesco Triolo ancora. Andiamo, vai! Per favore, non me la senti, veramente. Ce la fai? No, ce la faccio. Estremato Claudio, il fratello di Sara Campanella, 3 anni più grande di lei, ha difficoltà anche a parlare, è arrivato di fronte al carcere di Gazzi insieme allo zio e al cugino, lì dove poco prima era stato trasferito Stefano Argentino, il giovane arrestato per l'omicidio della sorella. Le lacrime si uniscono alla pioggia, il dramma di una famiglia, di una giovane ragazza col sogno spezzato di lavorare nella biomedica. Chi riesce a parlare è un amico di famiglia che non trattiene dolore e rabbia. E non ci sono parole per dire la rabbia che c'è. Non aveva contatti con questo individuo perché era una bambina. Sì, giustizia, e spero solo che non esce più. Nessuno della famiglia ricorda che abbia mai parlato di questo ragazzo, però più volte Sara avrebbe manifestato alle amiche il timore per le attenzioni moleste del ragazzo, non fermatosi neppure dinanzi al rifiuto della giovane. La studentessa aveva inoltrato alle amiche diversi messaggi vocali ricevuti dal collega di corso in cui, scrivono i magistrati nell'ordinanza, l'indagato dava prova di un'autentica strategia molesta. In un'occasione una delle amiche all'interno dell'università era dovuta intervenire per allontanare Argentino, che si lamentava che Sara
non gli sorrideva come in passato. All'obitorio del Policlinico il triste rito del riconoscimento da parte dei parenti, mentre davanti al padiglione G, dove Sara studiava, quello del corso di laurea di tecnico di laboratorio biomedico, colleghi e amici si abbracciano, piangono, increduli. C'è anche la rettrice, incontra i professori della ragazza. A distanza di 5 anni esatti, dopo Lorena 40, si piange un'altra studentessa delle facoltà di medicina, uccise lo stesso giorno, 31 marzo, il clima cupo, più del tempo, più della pioggia, che cade ma non si sente. Pensavo fosse un incidente, poi ho visto i tagli, il racconto di uno studente che per primo ha soccorso la giovane. Allora, io uscivo dal tirocinio che faccio nel reparto qua di medicina interna all'ospedale di Messina e vedo la situazione che mi sembrava un incidente stradale, vedo la ragazza a terra, che ho detto con i ragazzi di aiutarmi a girarla e metterla in posizione con le gambe alzate in antishock e cercare un attimo di capire la situazione, vedere dove perdesse il sangue, al che cerchiamo un po' in giro nel corpo e vediamo che a livello del collo ha un taglio profondo. E mi faccio prestare una maglietta dai ragazzi e iniziamo a tamponare la ferita, al che rilevo se aveva il polso, in quel momento c'era, debole ma c'era, purtroppo perdeva molto sangue, respirava a stento perché si alzava molto poco l'addome. Valutiamo un attimo la situazione, iniziamo a fare qualche ventilazione noi, meccanica, abbiamo cominciato con quello che potevamo per ridurre un po' la situazione, ma diciamo già in quel momento a terra c'era un lago perché ne aveva perso molto sangue, abbiamo potuto fare quello che era magari le prime manovre di primo soccorso. Lo abbiamo sentito nel corso della conferenza stampa dal sostituto procuratore, è stato confermato, non aveva mai denunciato, ma Sara temeva quel ragazzo, sentiva in fondo di essere in pericolo e l'aveva confidato con un messaggio vocale ad un'amica. Il centro antiviolenza che abbiamo sentito dice: chiedete aiuto. Adelaide Barbagallo. Vivere con la paura che quel ragazzo, quell'uomo che hai conosciuto e vuoi tenere a distanza per aver scoperto la sua ossessione e aggressività, sentire il pericolo farsi sempre più concreto, dirlo alle amiche, scriverlo sui social e temere perfino di sporgere denuncia, perché anche questo passo è difficile da compiere. Sara, l'ultimo vocale, lo ha mandato a un'amica. Sono sicura che lui mi sta seguendo. Proprio così, il suo assassino era già alle sue spalle. Da 2 anni Sara temeva quel ragazzo. Quello che noi diciamo sempre alle donne è: al primo segnale di controllo, al primo segnale che qualcosa non va, chiedere aiuto ai centri antiviolenza, che sono luoghi ai quali ci si può rivolgere con il rispetto dell'anonimato e della riservatezza, che riescono a fare anche una valutazione del rischio rispetto a quello che la donna sta subendo e attivano la rete di protezione. Questo è fondamentale e chiaramente nelle ipotesi di estrema emergenza rivolgersi alle forze dell'ordine. La morte di Sara ancora una volta scuote le coscienze. Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, esprime il cordoglio del governo e suo personale per questa perdita assurda e inaccettabile. Il Codacons Donna sarà presente nel procedimento penale per pretendere giustizia e invoca strumenti di prevenzione efficace e una rete di protezione attiva per tutte le donne in pericolo. A Catania un cittadino straniero ancora non identificato con ferite non gravi da arma da taglio è ricoverato all'ospedale San Marco dove è stato portato ieri sera dalla zona del velodromo di Paternò con un'ambulanza del 118. Non è stata ancora chiarita la dinamica dell'accaduto, indagano i carabinieri della compagnia di Paternò. Non volevamo che accadesse quello che è successo, una tragedia anche per noi inaccettabile, ci porteremo il rimorso per tutta la vita. Hanno risposto così alle domande del GIP Antonino e Leonardo Failla, i 2 fratelli accusati della morte in seguito a una rissa di Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni. I 2 nel corso dell'interrogatorio di garanzia hanno confermato le dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri dopo la lite avvenuta a Partinico nelle vicinanze di via Avellone. La colluttazione sarebbe stata determinata da un sorpasso ritenuto azzardato. Vaccaro pochi minuti dopo la lite è andato all'ospedale perché si sentiva male ed è morto. Sulla base delle prime indagini si ipotizza che la morte sia stata causata da possibili lesioni interne dovute ai calci e ai pugni subiti. I fratelli hanno ribadito che sono stati loro ad essere stati aggrediti dal figlio di Vaccaro e dalla vittima che a quel punto appunto avrebbero necessariamente attuato la difesa. La rapina violenta, un gioielliere di Catania è rimasto ferito lo scorso novembre, in manette il rapinatore di Paternò, Simona Mazzone.
Era stato colpito con 2 colpi di pistola alla gamba per sottrargli uno zaino, così il gioielliere si era accasciato mentre 2 rapinatori fuggivano a bordo di uno scooter. Quella rapina, commessa lo scorso 30 novembre nella zona di Piazza Corsica tra via D'Annunzio e viale Vittorio Veneto a Catania, aveva lasciato tanti punti interrogativi. Adesso quell'uomo che ha sparato ha un nome e un volto. Si tratta di un 42enne di Paternò che è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate, detenzione illegale di arma da sparo ed evasione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura di Catania. Secondo l'accusa, l'uomo, a cui è contestata anche la violazione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno a cui era sottoposto, sarebbe l'autore, con un complice ancora da identificare, di quella violenta rapina. Le indagini della questura, basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di identificare il 42enne. La polizia inoltre è riuscita a individuare l'auto con cui era arrivato a Catania da Paternò per posteggiarla e successivamente utilizzare, insieme a un complice che lo guidava, uno scooter con targa clonata per commettere la rapina. Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Gela per porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. L'uomo è accusato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta la notte del 28 luglio del 2024 vicino a un'area di servizio in cui fu ferito alle gambe un 33enne. Sul posto militari dell'arma trovarono una pistola calibro 22 con matricola Brasa utilizzata per gambizzare la vittima. Il movente, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Gela, sarebbe da collegare a una rissa avvenuta poco prima in una discoteca. E sarà la Procura di Trapani ad occuparsi dell'inchiesta sui referti istologici che ha provocato lo scandalo all'ASP trapanese. La Procura per competenza territoriale, le inchieste aperte da altre persone naturalmente verranno, da altre procure, scusate, verranno proseguite da Trapani, tra l'altro anche con una procedura piuttosto veloce. Sentiamo. La Procura di Trapani ha avvocato a sé il fascicolo aperto dalla Procura di Marsala per competenza territoriale, dove si è registrata la condotta omissiva ed è stato incaricato il PM Antonella Trainito. La vicenda è quella legata agli esami istologici non refertati per tempo e che ha provocato di fatto il mancato tempestivo intervento medico su pazienti oncologici. Ne sono stati accertati ben 356, uno scandalo che ha portato all'allontanamento da parte della Regione del manager dell'ASP trapanese Ferdinando Croce. I tempi della giustizia potrebbero essere piuttosto brevi. La Procura infatti, sotto il coordinamento del procuratore Gabriele Paci, sta già lavorando, visto che le persone offese sono ammalate, si tratta di soggetti deboli e che necessitano di risposte immediate. Siamo davanti a reati a trattazione prioritaria e quindi a breve saranno svolti gli incidenti probatori. Le indagini sono effettuate dal NAS dei Carabinieri, che hanno già sequestrato una copiosa documentazione. Non è escluso che a Trapani possa confluire anche l'inchiesta della Procura di Palermo, inchiesta aperta a novembre dopo la denuncia presentata dai familiari di un paziente oncologico di Partinico a cui era arrivato il referto dall'ospedale di Castelvetrano dopo la sua morte. Ricordiamo che la Procura di Marsala aveva aperto l'inchiesta dopo la denuncia dell'insegnante Gallo di Mazzara, che ha fatto scoprire lo scandalo. Il suo referto istologico è arrivato 8 mesi dopo, troppo tardi. Il cancro infatti era andato in metastasi nel frattempo. La Giunta regionale vara un piano di emergenza di 6 mesi dopo la chiusura, almeno per 3 mesi, della via d'accesso a Taormina dal lato nord. I lavori sul costone roccioso a rischio crollo potrebbero compromettere la stagione turistica. Cocina ha nominato commissario. Luca Ciliberti. Il governo Schifani, accogliendo la richiesta del sindaco De Luca, ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per la chiusura di via Garipoli a Taormina nel Messinese e contestualmente ha nominato l'ingegnere Salvatore Cocina, capo della Protezione Civile regionale, commissario delegato del presidente della regione per l'emergenza. La decisione della Giunta è stata presa in seguito alle conseguenze delle restrizioni al traffico dovute alla messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il percorso. Via Garipoli rappresenta la principale strada di accesso a Taormina sul lato nord, collegando l'autostrada 18 e la statale 114 con il comune messinese. Inoltre permette di raggiungere il centro abitato di Castelmola. Lo stato di crisi della durata di 6 mesi permetterà di attuare una nuova strategia di breve e lungo termine che prevede l'implementazione e l'adeguamento della viabilità e dei parcheggi insieme alla realizzazione di infrastrutture di collegamento tra Taormina e gli altri comuni. Io ho chiesto
ed ho ottenuto che venisse fatto uno studio di fattibilità di una strada alternativa di collegamento tra Pitello e Taormina, che quindi porta all'ulteriore entrata attraverso lo svincolo di Giardini Naxos, di cui si parla da 30 anni. La Regione si farà carico di metà delle spese necessarie agli interventi nella prima fase di emergenza, ovvero 750.000 euro, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste, e dei complessivi 1,5 milioni di euro stimati dalla Protezione Civile regionale per mettere in sicurezza la viabilità residua e le aree di parcheggio. L'altra metà delle risorse sarà a carico del Comune di Taormina. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, i finanziari di Palermo hanno sequestrato circa 7.000 prodotti Apple contraffatti e denunciato 8 persone. Le indagini hanno permesso di individuare 8 attività commerciali, tutte a Palermo, con magazzini formalmente specializzati nella vendita e riparazione di telefoni e di materiale elettrico, che nella realtà invece stoccavano per poi rifornire la merce pubblicizzata sulle piattaforme social a prezzi ribassati. Adesso a Catania i ragazzi raccontano il quartiere di Librino. In 60 scatti c'è la solitudine e la speranza dei giovani fotografi. Giusy Lazzara. Tanti gli sguardi su Librino, il megaquartiere di Catania raccontato con i 60 scatti dei ragazzi che vivono nel quartiere. Le foto sono in mostra nel centro Libera Talenti Librino, in uno spazio dedicato all'olio, funzionale e fresco come deve essere un luogo di accoglienza. Sono stati gli stessi giovani, più di 90 riuniti in una giuria, a decretare il vincitore. Il primo premio lo ha vinto Christian Sabstier, 17 anni, e una vera passione per le immagini. Sembra un non finire. Quindi tipo un orizzonte. Dove siamo qui a Librino? Questa qua è la rotonda del San Marco. Di solito questa rotonda non dice niente, però in questa foto anche questa parte scura contro il contrasto del colore del cielo è molto bella. Non ci sono filtri, le foto parlano di solitudine, di amicizia e di speranza, e c'è lo sguardo fresco di chi, nonostante il degrado, vede anche la bellezza. È stato sorprendente entrare nel loro mondo. Sì, c'è un momento in cui raccontano molta solitudine, e forse è qualcosa che ha origine in questi anni e che accomuna molto i ragazzi, per cui è nato proprio Libera Talenti di Librino, per dare risposta a questo. Ma c'è uno sguardo, c'è molto orizzonte, molto cielo, ci sono le relazioni, ci sono molti colori, c'è proprio una capacità di cercare la bellezza. A Librino c'è spazio per giocare e vivere nelle piazze appena ristrutturate, in una palestra nuova, luoghi dove crescere in libertà. Presidio di protesta ieri pomeriggio davanti alla prefettura di Catania dei dipendenti dell'Opera Diocesana Assistenza. Cresce il disagio dei dipendenti da 6 mesi senza stipendio, che chiedono di sbloccare i fondi delle convenzioni con l'ASP. In crisi anche le attività di assistenza delle persone con disabilità in terapia nel centro di riabilitazione. E c'è un'altra pausa, torniamo tra poco con il calcio. Siamo al calcio. Il Catania, che proviene da 3 partite in cui non ha subito gol, domenica troverà al Massimino la capolista Avellino. Sentiamo il servizio di Marco Carli. 3 partite, le ultime senza subire gol. Il Catania è tornato solido per merito di tutti, dalle prestazioni di Dini e della difesa fino ad un centrocampo che copre e propone. E fra i centrocampisti che sono tornati a disposizione, anche se ancora non impiegato, c'è Sturaro. Se vi ricordate, all'inizio noi avevamo un'identità. Perché? Perché abbiamo fatto comunque il ritiro, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a fare bene l'inizio di stagione. Poi abbiamo avuto questo periodo e adesso finalmente stiamo di nuovo ritrovando una nuova identità. L'ex Juve Genoa conferma la ritrovata compattezza del gruppo e individua le differenze rispetto all'anno scorso. Sicuramente nella professionalità, sicuramente nell'amore per il proprio lavoro e per
cercare di far bene in una piazza importante. E in vista della partita con l'Avellino è tornato fra i compagni anche Inglese. Ovviamente se ne devono valutare al meglio le condizioni, anche Sturaro sa quanto l'attaccante possa essere decisivo per la fase finale della stagione. Dunque, proprio come nel caso del centrocampista, sono state usate, e lo saranno ancora, tutte le cautele. Sì, Roberto si è allenato con noi, sta bene, avrà sicuramente bisogno di un periodo di adattamento e credo che ormai a questo punto l'approccio sia cauto anche con lui, sarà sicuramente dei nostri. Non so se sarà domenica o quella dopo, però sicuramente è dei nostri. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14. Adesso vi lascio alla rassegna stampa curata oggi da Lorena Dolci.